Ad appena 3 giorni dall'esaltante ma dispendiosa notte di Champions League, le ragazze del Verona tornano in campo a Torino contro la giovane squadra granata per la terza giornata di Serie A. Mister Longega attua un turnover piuttosto ampio, lasciando in panchina alcune tra le protagoniste del Bentegodi. Alla lista delle infortunate si aggiunge anche Capitan Gabbiadini. Le gialloblu prendono subito il predominio in campo e si rendono pericolose con Cristiana Girelli, che di testa spedisce a lato. Il Toro si porta inaspettatamente in vantaggio al 12°. Grassino sfrutta un retropassaggio errato di Zorri e con la difesa gialloblu ingenuamente ferma per lo sbandieramento prolungato dell'assistente insacca. Le veronesi si riversano in avanti ma non trovano la porta con l'inzuccata di Gelmetti ben imbeccata da Zorri. Le scaligere rimettono in parità l'incontro al 22° con Carolina Pini che incorna a rete il traversone da destra della Di Criscio. Il Verona riprende a macinare gioco alla ricerca del vantaggio e fioccano le occasioni. Carissimi non giunge per un soffio alla deviazione aerea sull'angolo battuto da Zorri. Poi la stessa numero 9 scaligera prova la conclusione da fuori impegnando Osimo che respinge. L'azione delle gialloblu si fa sempre più martellante ed il gol del vantaggio giunge allo scoccare del 45° con Carolina Pini che in piena area raccoglie il traversone della Di Criscio, controlla e non perdona l'incolpevole Osimo. Si va dunque al riposo con l'esiguo ma importante vantaggio delle veronesi. Nella ripresa non muta il canovaccio della partita con le gialloblu alla ricerca del gol della tranquillità che arriva al 18° ad opera della neoentrata Martina Battocchio. Gran conclusione da fuori area che si insacca all'incrocio. Poco dopo Silvia Toselli con un cross dal fondo scheggia il palo. Partita tutta in discesa per il Verona che rischia di dilagare ma lo sbandieramento dell'assistente annulla la rete dell'ex Granata Carissimi. La quarta rete arriva poco dopo la mezz'ora ad opera di Cristiana Girelli che riceve in posizione regolare l'assist di Zorri, addomestica il pallone e insacca. Marta Carissimi cerca insistentemente il gol dell'ex e lo trova al minuto 37° quando si incunea centralmente nell'area granata e mette dentro il pallone del 5-1 in favore delle scaligere. Prima della chiusura c'è ancora tempo per assistere all'incredibile gol fallito dalla stessa giocatrice gialloblu che spedisce la sfera a lato. Verona batte Torino 5-1. Sabato prossimo in via Sogare è in programma il primo derby di Serie A con la Fortitudo.